Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Sei mesi di ricerca sull'istoria di Sardegna per vedere quali sono le caratteristiche di struttura e di architettura di Sardegna. Vogliamo fare un sviluppo che prende tutte le belle cose della storia di Sardegna e le mettiamo sulla Costa Smeralda. Di rigore, l'apertura di questa nuova puntata di Panorama Sardo è dedicata al principe Karim Aga Khan, che 8 giorni fa a Lisbona, ad 88 anni, ha concluso un'esistenza che ha profondamente segnato la storia della nostra regione e della sua economia, prima rurale e pastorale, poi indirizzata all'industria chimica e poi turistica. Il suo progetto ha sensibilmente cambiato i destini dell'isola, mettendo le basi per una nuova vocazione dell'economia. Una vicenda dal forte impatto di immagine nel mondo che ha indirizzato un nuovo percorso di sviluppo dopo il fallimento del piano di industrializzazione. Salwate Rasul Muhammad. E mentre in Portogallo, all'Ismaili Center di Lisbona, si svolgevano i funerali, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha annunciato che la Giunta ha approvato la delibera che formalizza la richiesta affinché l'aeroporto internazionale Costa Smeralda sia intitolato al principe. Oggi il sindaco di Arzachena Ragneda ha convocato un consiglio comunale straordinario per omaggiare pubblicamente il fondatore della Costa Smeralda. La presidente Todde ha anticipato che la giornata del 4 febbraio sarà dedicata alla memoria dell'uomo che ha progettato un sogno che ha radicalmente cambiato la storia e i destini della Sardegna. Il principe, alle soglie della primavera del 2022, aveva festeggiato i primi 60 anni della sua creatura, il sogno Costa Smeralda. Tutto è iniziato mercoledì 14 marzo del 1962. Proveremo a ripercorrere le tappe fondamentali di quella che tra storia e leggenda ci è stata raccontata dai protagonisti. Partiamo dai preliminari. È da una calda serata del 29 settembre del 1961, quando in una sala dell'Hotel Jolly di Olbia si sono dati appuntamento il finanziere inglese John Duncan Miller, il proprietario delle acque minerali San Pellegrino Giuseppe Mentasti, gli irlandesi il re della birra Loela e Patrick Guinness, lo scrittore polacco René Podieschi, il principe ismailita Karim Aga Khan, accompagnato dal suo legale Andrea Arduin e dall'inseparabile segretario personale Felix Biggio. Tema dell'incontro la predisposizione di una formale dichiarazione di intenti che avrebbe portato alla costruzione 6 mesi dopo del consorzio Costa Smeralda. In realtà i destini di quella che sarebbe diventato il gioiello di un'isola, fino ad allora conosciuta come terra di banditi e di confino per chi aveva un conto da saldare con la madrepatria, sono cambiati durante un pranzo d'affari nella City di Londra nel 1958, organizzato dal banchiere Ronnie Grierson, che era appena stato in Sardegna, cercava soci per acquistare un lembo di un territorio che aveva trovato semiselvaggio e bagnato da un mare cristallino.
Il progetto finanziato prevedeva un investimento iniziale di $25.000 a testa per l'acquisto di 12.000 ettari con l'impegno dei soci di un controllo architettonico assoluto sullo sviluppo dell'investimento. Tutti i progetti, dal grande albergo all'abitazione privata, dovevano essere sottoposti all'approvazione del Comitato per l'Architettura, che controllava lo sviluppo di uno stile prestabilito e del minor impatto ambientale possibile. Furono incaricati gli architetti Vietti, Busini Vici, Quell e Simon Mossa, che progettarono i primi insediamenti. Tutto questo rappresentava una novità nazionale in un'Italia nella quale i piani regolatori ancora non esistevano. Quando il 14 marzo del 1962 a Tempio, nello studio del notaio Mario Altea, i 6 soci fondatori sottoscrissero l'atto che definiva la nascita del Consorzio della Costa Smeralda, mai avrebbero immaginato che l'estremo nord-est dell'isola avrebbe avuto in tempi brevissimi tanto successo, anche e soprattutto grazie al perfezionamento dei collegamenti con Olbia e l'ampliamento del piccolo aeroporto di Venafiorita con l'intervento economico del principe Karim Aga Khan. Dopo pochi anni nasce la compagnia aerea Lisarda ed è la svolta. È certo che Olbia, prima dell'avvento turistico, fosse una delle città più povere della nostra regione. Alla fine degli anni 60 la Costa Smeralda già si componeva del villaggio di Portocervo, di 5 alberghi in perfetta efficienza, della chiesa Stella Maris e di un campo di golf in costruzione delle prime ville, sorte presso le più belle spiagge in località dai nomi fantastici come Liscia di Vacca, Capriccioli, Grande Pevero e Pantoggia. La notorietà della costa era in costante crescita, anche perché la stampa, specie quella rosa del gossip, si interessava sempre più al mondo delle vacanze e dalla gente che lo frequentava. Lo Yacht Club della Costa Smeralda, costituito nel 1967, crebbe in pochi anni fino a diventare uno dei più rinomati club nautici del mondo, organizzando nel 1983 la sfida di Azzurra all'America's Cup. Sì, è stata una grandissima avventura per la famiglia, per mio papà che è stato ispirato, direi, della vela. C'è sempre questa referenza di Azzurra 83 che il 12 metri era l'inizio della sfida internazionale degli yacht club fuori dall'Italia e avere quella barca lì è molto bello. Una lunga serie di importanti regate internazionali ed il varo del mitico destriero, capace di un imbattuto record di velocità nella traversata dell'Atlantico. Qualche anno fa, in un saggio, Pietro Clemente, allora titolare della cattedra di antropologia culturale della Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze, ha definito la Costa Smeralda un'isola nell'isola, un bricolage antropologico dove i mutamenti sono in corso dalla sua fondazione all'albore degli anni 60. Gli eventi che hanno accompagnato la vita e la storia di un luogo unico, prima per le bellezze naturali, ma anche e soprattutto perché è diventato meta tra le più ambite con la riconosciuta e prestigiosa nomea di paradiso mondiale delle vacanze. E quando nei primi anni 2000 il principe Aga Khan ha deciso di disfarsi del gioiello realizzato nel cuore del Mediterraneo, si è presentato il finanziere statunitense Thomas Joseph Barrack Jr., capace con un colpo di mano di bruciare la concorrenza acquisendo la proprietà della costa con un bonifico di appena $390 milioni. L'imprenditore californiano ha fatto un buon affare, accompagnato da un progetto peraltro mai realizzato di trasformare la meta esclusiva dei VIP in una destinazione di vacanza aperta anche a coloro con minori disponibilità economiche. I redattori del progetto, gli architetti Hart e Everton, ideatori di Disneyland, avevano previsto la realizzazione di 12 piazzette, una passeggiata a mare accompagnata da piantumazione di un grande parco tra la zona del vecchio porto e la nuova marina. Tutti i suoi progetti di sviluppo saranno condannati all'oblio. Barrack inizialmente reagì con un'elegante pazienza: vorrà dire che investirò altrove e che in Sardegna verrò soltanto per abbronzarmi. Così, dopo appena 2 lustri, ha pensato bene di fare le valigie, dove ha meticolosamente riposto tutti i sogni di trasformare il paradiso delle vacanze in una destinazione turistica popolare.
ed in costa nel 2012 è sbarcato l'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, gestore del fondo sovrano del Qatar. Il suo impegno economico è stato di 750 milioni di euro. Nel frattempo il principe Karim Aga Khan, che aveva fondato il 29 marzo del 1963 la compagnia aerea Lisarda, si è dovuto rassegnare alla lenta e irreversibile agonia di una straordinaria creatura che nel 1991 ha indossato la nuova livrea di Meridiana e nel 2018, ultimo atto, si è trasformata in Air Italy, in fumo 1500 posti di lavoro per troppi errori di gestione, anche e soprattutto quando sono entrati in gioco i qatariani. Oggi dobbiamo riflettere sul fatto che nel frattempo la Costa Smeralda non ha mai perso di vista il suo spirito iniziale. Nonostante tutto rimane costantemente al top delle mete turistiche internazionali d'élite. La destinazione, grazie al lungimirante lavoro del Consorzio Costa Smeralda, che si conferma un punto di riferimento per chi desidera immergersi in un mix irripetibile fatto di bellezze naturali, lusso, benessere e divertimento. Tutti elementi che in equilibrio tra loro rendono il soggiorno in Costa Smeralda un'esperienza unica nel suo genere. Molto del merito deve essere attribuito al presidente da ormai 20 anni del consorzio, Renzo Persico. Dall'Aga Khan all'emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani è sempre stato sul ponte di comando per rispettare il progetto iniziale del principe, più amato da tutti i sardi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Per raggiungere l'isola dei sogni, o se preferite il paradiso, come lo ha definito
Come abbiamo visto, Karim Aga Khan, sono fondamentali i trasporti e per fare il punto della situazione si sono riuniti a Cagliari nel Business Center dell'aerostazione del capoluogo gli stati generali dei 3 scali regionali. Tema: punto della situazione alla vigilia dell'annunciata strategia di unificazione di Cagliari-Elmas, Alghero, Riviera del Corallo e Olbia Costa Smeralda in un'unica holding regionale. Ma c'è stato spazio anche per annunciare che con il nuovo bando voluto dalla giunta Todde potrebbero essere assegnate 67 nuove destinazioni da e per la Sardegna, 16 alla Gallura, 19 allo scalo catalano e 32 a quello cagliaritano. Spiccano le rotte transoceaniche per New York e Filadelfia, sede strategica di American Airlines, ma anche quelle per Istanbul, Dubai e Djerba. Si è parlato anche di collegamenti ferroviari che dovranno collegare i 3 aeroporti che potrebbero diventare 4 con l'avvio dei collegamenti diretti con Tortolì. Assolutamente, insieme all'ENA che si sta valutando come rilanciare gli aeroporti cosiddetti minori e collegarli agli aeroporti principali. Nel corso di questa giornata si parlerà sicuramente del sogno delle Camere di Commercio di unificazione dei 3 aeroporti. Che cosa ne pensa Roma? Abbiamo provato a far mettere d'accordo le parti per trovare un accordo ed evitare contenziosi giudiziari che non convengano a nessuno. Sicuramente quello che abbiamo previsto nel piano degli aeroporti è costruire una rete aeroportuale, perché non è possibile che in un'isola di 1,5 milioni di abitanti che poi raddoppiano magari durante la stagione estiva 3 aeroporti si facciano a guerra l'un con l'altro. Non discuto la forma societaria, ma che devono dialogare, quello deve essere sì un obbligo e anche un piacere, visto che unire le forze c'è veramente bisogno. Sono sicuramente dei temi molto complessi, per cui insomma quando si avrà un quadro chiaro sicuramente verrà definito e reso pubblico. Che tempi potrebbero esserci? I tempi sono comunque, non potranno essere assolutamente troppo lunghi, perché sappiamo che comunque il territorio richiede questa risposta, però vogliamo essere sicuri che la soluzione garantisca effettivamente il diritto alla mobilità. Come nasce il progetto di questa giornata? Nasce dalla volontà di Assi Aeroporti di riportare all'attenzione del sistema economico e sociale nazionale il sistema aeroportuale e la sua importanza sul territorio. Un ruolo che un po' negli ultimi anni è stato un po' sottovalutato e che invece oggi va ripreso fortemente, vista considerata la ripresa del traffico. Hanno pubblicato l'altro giorno i dati del 2024, parliamo di una crescita di circa 20 milioni di passeggeri rispetto al 2023 e siamo ritornati ad avere una forte presenza di passeggeri internazionali che sono circa il 2/3 del traffico. E il futuro sarà altrettanto, perlomeno i trend dimostrano che ci sarà comunque una crescita e questa crescita va gestita, intercettata e supportata attraverso tutta una serie di investimenti che vedono coinvolte tutte le infrastrutture aeroportuali. Presidente, arrivati a febbraio voi avete già quella che è la proiezione verso l'estate, come si presenta? Diciamo che per il momento, visto il permanere ancora di tutta questa serie di conflitti che comunque limitano determinati mercati, vogliamo essere prudenziali, ci aspettiamo un anno più o meno simile a quello concluso, che comunque è stato un anno importante. È però un anno di grossa programmazione e di investimenti e di creazione di tutta una serie di infrastrutture e di innovazioni che troveranno lo sviluppo nei prossimi anni per far sì che Cagliari diventi veramente un aeroporto efficiente, innovativo e moderno. Questa programmazione prevede la capacità di poter accogliere un numero superiore di passeggeri? Assolutamente sì, questo ovviamente è l'obiettivo e la speranza, a maggior ragione se riusciamo a portare avanti una programmazione a livello di sistema regionale, noi insieme agli altri aeroporti del territorio, le istituzioni e gli imprenditori regionali. Questa è una giornata che vuole un po' celebrare lo sviluppo di tutti gli aeroporti in Italia. Gli aeroporti ormai sono diventati un po' la mostra di tutte le nazioni in tutto il mondo, in particolar modo in Europa. Oggi in Italia effettivamente c'è un movimento in cui gli aeroporti veramente stanno dialogando tra di loro per migliorare i servizi, per aggiornarli, per migliorare soprattutto le infrastrutture. È il settore che oggi presenta i migliori margini di crescita
a livello anche internazionale. D'altronde la stessa Commissione europea, quando ha deciso di non considerare più aiuti di Stato le azioni di marketing che gli aeroporti fanno per sviluppare nuove rotte, ci piacerebbe per esempio vedere il 2026 collegati la Sardegna con New York o con alcuni centri degli Stati Uniti. Questo serve sicuramente per il turismo, ma serve anche proprio per uno scambio culturale tra una regione antichissima come la Sardegna e il resto del mondo. Qualcuno ha voluto vedere in questa giornata un passaggio importante verso quello che è l'obiettivo 2025, l'unificazione dei 3 aeroporti. Sicuramente si parlerà anche di questo, è un progetto che la Camera di Commercio ormai sta portando avanti da tempo, la presenza anche degli altri presidenti delle Camere di Commercio sarde testimonia la forte volontà che il sistema camerale sta attuando per poter completare questo progetto. L'auspicio è che effettivamente fra qualche mese possa vedere la luce. C'è pieno dialogo con la Regione su questo tema? C'è pieno dialogo e devo dire anche pieno accordo. La Regione entrerà nel capitale con una partecipazione significativa e insieme all'altro ente pubblico, appunto la Camera di Commercio, potrà attuare tutti quegli atti di indirizzo che spettano al pubblico e delegare la gestione industriale a chi in questo momento è l'operatore più importante in Italia. Questo progetto che lei ha fortemente voluto, perché permette un salto di qualità nel trasferimento aereo verso l'isola? Ma è un progetto per la Sardegna e per i sardi e io vorrei porre l'accento non solamente su quello che determinerà la facilitazione dell'accesso all'isola e delle partenze dall'isola, ma questo io credo che debba essere anche visto come il primo tassello per finalmente una mobilità interna moderna e all'avanguardia. Vede, oggi noi abbiamo una mobilità limitata, sicuramente, verso l'esterno, mobilità praticamente pari a zero all'interno dell'isola, perché abbiamo un sistema ferroviario che conosciamo tutti e non è tanto una volontà di avere l'alta velocità in Sardegna, assolutamente no. A noi basta poter collegare i centri della Sardegna e l'interno della Sardegna con una velocità normale, con un doppio binario. Pensiamo che oggi la Sardegna ha solo 40 km di doppio binario su 370 km di rete ferroviaria complessiva. Ecco, capire l'importanza che i 3 aeroporti connessi tra di loro hanno vuol dire capire l'importanza anche dei trasporti interni, della mobilità interna per i sardi e per la Sardegna. Qualcuno dice che con un progetto di questo tipo pianificato e raggiunto si potrebbe raddoppiare il numero dei passeggeri da 10 milioni verso 20. Ma assolutamente sì, le previsioni ci danno sicuramente già una visione che nel giro dei 3 anni dovrebbe dare un 25-30% in più, quindi tra i 12 e i 13 milioni di passeggeri. Per quanto riguarda invece le proiezioni al 2030 dovremo avere un incremento superiore al 50% e quindi per il 2050, che è l'obiettivo che Aeroporti si dà un po' per tutto il sistema aeroportuale, arrivare a quei 20 milioni che pensiamo possa essere un traguardo raggiungibile per la Sardegna. Una Sardegna che è andata fortissima nel trasporto aereo, ma che ha ancora un grandissimo nodo da risolvere, che è quello del trasporto ferroviario. Stiamo facendo qualche passo avanti? Assolutamente sì, ci sono dei progetti che stanno portando avanti sia RFI che anche Trenitalia proprio per ammodernare finalmente le ferrovie.
Ci sono delle progettazioni importanti come il progetto della Nuora Basanta o collegare Nuoro Macomer, ma anche il raddoppio sono stati appena assegnati i lavori del raddoppio tra Carboni e Siliqua. È allo studio anche eliminare tutti i passaggi a livello e anche e soprattutto rendere più sicura e più efficiente la rete ferroviaria. E siamo alle conclusioni di questo speciale dedicato a Airport Day che il presidente De Pascale ha voluto significare come una giornata di passaggio e di transizione importante. Beh, è una giornata importante perché è stata voluta per mettere in evidenza il ruolo degli aeroporti a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale, quindi per noi è ancora più importante rispetto a quello che succede negli altri aeroporti, perché viene fatta in tutti gli aeroporti d'Italia, 17 aeroporti che non hanno diritto. Per noi è molto più importante perché il nostro sistema aeroportuale sappiamo che è quello che supporta i flussi di passeggeri da e per l'isola, quindi per noi è importante, siamo un'isola e quindi riveste una valenza superiore. Come è andato nel 2024 il primo anno del progetto Aeroporti del Nord Sardegna? È andato molto bene sia sotto il profilo del traffico passeggeri. L'aeroporto di Alghero ha avuto uno dei risultati più importanti della sua storia. L'aeroporto di Olbia ha avuto un exploit notevole con un 18% di incremento di passeggeri, ma non solo quello, a prescindere dal traffico, quello che è importante è che abbiamo iniziato degli investimenti importanti su Alghero, la viabilità, l'ampliamento della zona partenze e quindi è iniziata una trasformazione di Alghero. De Pascale osservava che per il futuro dei 3 aeroporti sardi in un progetto di unificazione sarà importante anche il collegamento ferroviario fra i 3 nodi. È importantissimo perché l'evoluzione della modalità di spostamento dei flussi ormai è quella, cioè si entra in Sardegna ad esempio in un aeroporto, si visita la Sardegna con la speranza che si visitino sempre di più le zone interne e poi si esce da un altro aeroporto, come se fosse un unico aeroporto, come se fosse un unico punto di ingresso e di uscita e quindi occorre un sistema di trasporto interno efficientissimo, quindi ecco, quello è l'auspicio, che si lavori su questo fronte. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu.
Zuentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nessuno sa se viene o se va, non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi, non guarda i film già visti lei, non ama la pubblicità. E tutti lì a discutere, e tutti a dire chi va là. Si chiede la parola d'ordine, dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è che faccia. La verità arriva quando vuole, la verità non ha bisogno mai di scuse. Giulia, giornalista in Sardegna, l'Associazione delle Croniste Unite, Libere, Indipendenti e Autonome, che opera per promuovere l'uguaglianza dei generi nella società con particolare attenzione al mondo del giornalismo, ha presentato il libro Le Verità, che raccoglie le testimonianze di Valeria Agresti, Giuseppe Baturi, Serena Bersani, Francesco Birocchi, Michele Camerota, Roberta Celot, Marco Cocco, Luciano Colombo, Massimo Dell'Utri, Francesca Ervas, Adriano Fabris, Silvia Garambò, Elisabetta Gola, Michaela Morelli, Francesco Paoli, Marco Pignotti, Susi Ronchi, Simonetta Selloni e Silvano Tagliagambe. Una raccolta di testimonianze prodotta in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari per presentare punti di vista diversi nell'analisi delle diverse facce della verità. L'intento è stato quello di proporre un percorso di analisi del termine che abbraccia diversi concetti che vanno da quello relativo alla verità dogmatica, che è propria della fede, alla verità processuale, che scaturisce dalle regole della procedura, a quella ontologica o sostanziale dei fatti rappresentata dall'informazione, alla verità storica, epistemologica, alla post-verità che si sviluppa nella comunicazione politica. Un viaggio tra diverse testimonianze dove all'idea di verità al singolare ne è subentrata un'alternativa che evidenzia la sua pluralità, le diverse sfaccettature con le quali si presenta. La verità, o meglio la sua ricerca, sta nell'impegno di ognuna e ognuno di noi nel perseguirla. Il lavoro di analisi nel libro presentato a Fondazione di Sardegna da Giulia Giornaliste, oltre a promuovere un faro acceso su un tema che è alla base della deontologia degli addetti ai lavori, il dovere della verità, vengono forniti spunti e strumenti necessari per non perdersi nel mare magnum di dati e notizie che travolge la quotidianità del comunicatore professionale, per cercare di discernere il vero dal falso, per orientare non solo le diverse concezioni del mondo e la visione dei grandi temi del singolare vissuto, ma anche le scelte quotidiane che ci caratterizzano come persone. Il libro diventa quindi una sorta di vademecum per orientare scelte diverse con una maggiore consapevolezza. Susi Ronchi è coordinatrice di Giulia Giornaliste. Quante verità abbiamo bisogno di mettere in chiaro? Ogni uomo e ogni donna ha bisogno di credere in qualcosa, sia nella fede che nei valori delle relazioni con le persone. Quindi tutti abbiamo bisogno di credere in una verità. E questo libro propone diversi punti di vista, sono 18 approcci ai concetti di verità per svelare i molteplici volti della verità, per aiutarci a discernere il vero dal falso, la realtà dalla finzione. Nel mondo del giornalismo il fatto che ci sia stato soprattutto sui social questa invasione, questo diluvio di fake news, di notizie non verificate, ha creato non pochi trambusti. Come se ne esce? Se ne esce entrando in possesso degli strumenti
per fare come persone scelte sempre più consapevoli e da persone informate. Ecco perché dobbiamo leggere libri di questo tipo che ci aiutano nelle nostre concezioni del mondo e anche a fare delle scelte ragionate. Presidente, Giulia Giornalista confeziona un prodotto con 18 pareri che provengono dal mondo accademico, giuridico, laico, religioso. Ecco, nel mondo del giornalismo quale verità si deve seguire? La verità sostanziale dei fatti. Definirla però non è così semplice, perché la verità per noi che facciamo informazione significa intanto ricerca, significa lavoro, significa consultazione delle fonti, perché nessuno di noi ha la verità in tasca. E poi capita rarissimamente di raccontare fatti ai quali noi abbiamo assistito in prima persona. In genere dalle cose più banali, che sono un incidente stradale, alle cose più complete, una guerra, e nessuno di noi ha visto lo svolgimento di una guerra nel suo complesso. Quindi per raccontarla dobbiamo consultare le fonti, quindi dobbiamo imparare a consultarle, dobbiamo imparare a selezionare le fonti, interpretarle e raccontarle. Quindi è una questione di scelta che fa capo appunto a competenza, esperienza e anche buonsenso. Durante la pandemia il fenomeno delle fake news, delle bufale, ha avuto, come dire, un effetto dirompente nella credibilità del cittadino comune, che non ha il tempo di analizzare, di approfondire e spesso si abbevera, come dire, da sorgenti inquinate. Come si pone il mondo del giornalismo? Questo è un fatto che deriva in parte anche dai social, dell'estensione esatto, dei punti di informazione. Una volta c'erano delle redazioni, delle testate giornalistiche che si assumevano le loro responsabilità, adesso non è più così. Adesso il mercato, diciamo così, dell'informazione è talmente vasto che è difficilissimo da controllare. Il problema sarebbe appunto capire sulla base dell'esperienza, sulla base dei confronti eccetera, verso quali direzioni bisogna andare. Anche lì è un problema di fonti, nel senso che se io dico qualcosa che riguarda la medicina, io faccio il giornalista, non sono nessuno, ma se io lo faccio citando delle persone serie che si occupano di medicina, allora sì che sono più credibili. Professoressa, la collettività si interroga spesso sul fatto che ad esempio nel periodo pandemico le fake news abbiano invaso e avvelenato tutti i pozzi del sapere, anche della conoscenza più limitata. Qual è il rimedio e che significato hanno attività come queste del volume redatto a 12 voci più altre 6 da parte di Giulia Giornalista? E devo dire che questo volumetto è proprio una risposta a quello che è successo durante la pandemia e questa grande diffusione di notizie incontrollate che ci ha pervaso in quel periodo. E quindi Giulia Giornalista con la sua presidente hanno deciso proprio di affrontare questo tema delle verità che sta diventando estremamente rilevante non solo per chi fa informazione come i giornalisti, ma anche in tanti altri ambiti. Ecco perché in questo libro ci sono varie competenze che vanno dalla scienza, dalla storia, dalla verità giuridica, tante diverse competenze proprio con questa motivazione. In una battuta, lei è stata donna di scienza, è stata una farmacologa, ha seguito la ricerca per l'Università di Cagliari. In che modo si aiuta un giovane allievo, una giovane allieva a capire quali sono le scelte da prendere? Direi che per la scienza questa valutazione è forse più semplice, nel senso che chi conosce, sa apprezzare dove trovare le fonti, queste si possono trovare. In altri ambiti invece la fonte è un po' più equivoca e quindi è più difficile riuscire a catturare
non essendo degli esperti in un certo ambito, riuscire a cattivare qual è la verità. L'Arcivescovo di Cagliari ha una sua visione, che è quella di vicinanza a chi soffre, a chi è sempre a un centimetro da tutte le verità quotidiane, collettive e soprattutto individuali. Nel libro di Giulia Giornaliste si condensano 18 pareri, 18 visuali differenti. Qual è la sua, Arcivescovo? Ma io ho sviluppato l'idea evidentemente in uno spazio contenuto della cosiddetta verità dogmatica, che sembra una verità imposta e invece è una verità liberante, perché a partire dalla rivelazione cristiana viene offerta agli uomini la possibilità di indagare il vero senso della vita, il senso delle cose, e per cui è vero che la nostra società pone davanti agli occhi tante contraddizioni, cose molto belle, attività davvero straordinarie insieme alla fatica del vivere, alla mancanza di speranza, alla mancanza di pane talvolta. Ebbene, lo sguardo della verità, della fede, cerca di cogliere il senso dentro tutto questo e pone un problema di verità. Non è soltanto la vita affidata alla nostra buona volontà, ha una verità che bisogna saper disvelare e raccontare agli altri. La verità coincide lì con l'amore, con un amore verso di noi e verso gli altri. Con l'amore come stella polare, il credere negli altri più che in noi stessi. A chi è davvero troppo sfiduciato, a chi ha sperimentato le feroce della quotidianità, cosa dice la Chiesa? La Chiesa cerca di testimoniare una promessa di bene più grande della più grande delle delusioni. La più grande delle delusioni è la morte e noi siamo portatori di una promessa di bene che va al di là, che si chiama resurrezione, una vita che non si corrompe, e la Chiesa può farlo solo facendosi compagna di viaggio degli uomini in cammino, dentro una prossimità fatta di simpatia e di gesti di bontà e di misericordia. Simonetta Selloni, il sindacato dei giornalisti si pone più di tanti altri quello che è il significato di verità. Ci diceva prima il presidente Birocchi, quella sostanziale dei fatti. Fosse così sarebbe come schiacciare un interruttore e si accende la luce, spegnerla significherebbe fare il contrario. Qual è la difficoltà di un cronista in un mondo che è pervaso da tante verità? Ma la difficoltà di un cronista è quella di restare aderente al suo mandato, cioè ricercare la verità, sforzarsi di essere il più possibile attento, testimone e anche attento alle suggestioni che possono inquinare la verità, e soprattutto serve l'onestà intellettuale di riconoscerla anche quando è scomoda, perché penso che sia uno dei temi più importanti oggi, riconoscere le verità anche quando sono scomode e avere anche il coraggio di testimoniarle. Un giovane cronista, una giovane cronista che si accinge a fare questo mestiere straordinariamente appassionante ma altrettanto crudele e feroce per quelle che sono le dinamiche attuali, cosa suggeriresti? Ma i giovani normalmente sono molto entusiasti, sono anche molto presi dalla tecnologia, il che non è un male, purché si resti fedele al fatto che questo è un mestiere dove servono scarpe buone, perché bisogna camminare per strada, bisogna andare a vedere, continuare a muoversi, e poi oltre che dare i suggerimenti ai cronisti mi permetto di dare anche agli editori, perché oltre che buoni giornalisti servono buoni editori. L'Italia ne ha davvero bisogno? Decisamente. Assessora, il mondo della comunicazione con Giulia Giornaliste mette a punto 18 commenti, 18 confronti che esplorano le verità, laiche, fattuali, giuridiche, religiose, filosofiche. C'è un mondo che si chiede, che si interroga, ma la quotidianità spesso è invasa da tantissime notizie che non hanno fondamento e creano non solo disagi ma anche situazioni di dolore e di ferocia. Qual è la posizione dell'assessora e della donna Ilaria Portas? Io ho accolto con grandissimo entusiasmo questo progetto perché penso ci fosse veramente tanto bisogno di esplorare questo tema delle verità. Giulia Giornaliste lo ha fatto con tante accezioni del termine verità e della ricaduta di questo termine nella nostra quotidianità, perché siamo immersi in un mondo in cui la verità in realtà non la vediamo mai, e non è neanche questione di interpretazione ma come ci vengono presentate le cose. E la cosa più importante per me, che non sono solo assessore
solo alla cultura ma anche alla pubblica istruzione, è che questo progetto, di cui abbiamo finanziato anche la pubblicazione, andrà nelle scuole, perché in 8 scuole, quindi in 8 ambiti diversi, per parlare anche con i ragazzi, soprattutto delle quinte superiori, di questo importante tema, perché anche loro hanno necessità di confrontarsi, perché anche la loro quotidianità è fatta di tante fake news, è fatta di tante questioni che probabilmente non vengono comprese appieno, perché non vengono neanche spiegate pienamente. Quindi veramente una bellissima iniziativa. Oggi sono contenta di essere qui perché fa anche piacere poi vedere i protagonisti che hanno scritto questo libro rappresentarcelo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Esattamente 2 anni fa il gruppo Grandi presentava nell'area del Porto Canale il primo investimento all'interno della zona economica speciale dell'area industriale di Cagliari, con l'inaugurazione della nuova struttura logistica regionale da 10.000 metri quadrati. Oggi la conferenza stampa per illustrare il progetto triennale nei collegamenti marittimi 2028, anno in cui il gruppo festeggerà i 2 secoli di attività. Nel 1828 il genovese Marco Antonio Grandi fondava la più antica casa di spedizioni italiana in attività in Sardegna dal 1936, con sedi operative negli scali marittimi di Cagliari, Oristano e Olbia. Siamo negli uffici del gruppo Grandi, stamane c'è stata una conferenza stampa, si è presentato un progetto importante, Rotta 2028, il triennio che vi porterà a compiere 2 secoli di attività. Costanza. Sì, è un compleanno importante, diciamo così. Sono questi 200 anni che poi noi facciamo risalire al 1828 perché è la prima polizza che abbiamo trovato, in realtà forse l'attività esisteva già. Ed è la storia, questa qua che festeggeremo perché ne mancano ancora 3, di un operatore che allora era semplicemente uno spedizioniere genovese che ha cominciato con la famosa spedizione dei cappelli per Boston con un bragantino che è partito da Genova, la quale poi questa attività è andata avanti
In tutti questi anni l'operatore è diventato poi un operatore logistico, un armatore, un trasportatore e ha fatto di Cagliari e della Sardegna uno dei suoi punti di forza. Oggi noi siamo qui con una realtà di cui siamo onestamente molto fieri, perché siamo partiti, quando io e Antonio siamo entrati in azienda quasi 30 anni fa, l'azienda stava nel porto, quello che era il porto vecchio, e avevamo un piccolo magazzino in Viale Elmas. Oggi siamo la realtà importante del Porto Canale, abbiamo ben 2 terminal, uno nazionale e uno internazionale, e sentiamo proprio di appartenere a questa terra e di fare qua sviluppo, crescita e anche innovazione. Ecco, il progetto che ci piacerebbe portare avanti per il 2028 non è tanto una festa sulla nave con luci e musiche, ma è proprio qualcosa che racconti questa evoluzione della logistica, dei trasporti, del mondo marittimo, perché in quello che è i 200 anni sono un periodo lungo, in realtà in quello che sono semplicemente gli ultimi 60 anni l'evoluzione è stata enorme e siamo passati dalle nostre prime navi portacontainer del Mediterraneo che portavano 20 TEU alle grandi navi che oggi circolano nel mondo e che portano 24.000 TEU. Quindi questo mondo che ha avuto un'evoluzione così importante, così forte, così importante anche per tutto lo sviluppo economico, perché ricordiamoci sempre che la logistica è quella che ha permesso la globalizzazione, questo mondo secondo me va raccontato e il modo di raccontarlo è una delle cose che in questi 3 anni vogliamo mettere a punto. Siete arrivati a Cagliari nel 1936, avete iniziato a lavorare con grande entusiasmo, poi sono arrivati i bombardamenti, hanno distrutto tutto. Sì, noi abbiamo avuto, come tutta Cagliari, nel bombardamento fatto dagli alleati, la sede che è stata distrutta. E ci sono ancora delle foto di mio nonno con le persone che lavoravano proprio in quella sede lì. La sede era nella parte dove oggi c'è la playa, diciamo, e poi invece ci siamo spostati in quelli che allora erano dei magazzini importanti che abbiamo costruito negli anni 60, che sono i magazzini che sono in Viale Elmas e che si vedono venendo dall'aeroporto. Da lì negli anni 2000, nel 2013 ci siamo finalmente spostati qui. Nel 2013 il porto, nella parte portuale siamo arrivati qua nel 98, la parte dei magazzini nel 2013 e il secondo magazzino da 10.000 metri quadri che è qua alle nostre spalle invece nel 2023. La storia racconta che siete stati i primi a esordire al Porto Canale, un grande progetto con Cagliari International Container Terminal, poi loro sono andati via e siete gli unici a essere rimasti nel porto. Sì, quella di prima era P&O, poi è stato Conship, è stata una bella avventura, però è stata un'avventura di un operatore internazionale che aveva innegabilmente meno legame col territorio, era meno, come dire, radicato qua. Noi abbiamo nel 2021, mi sembra, cioè quando loro sono andati via era agosto 21-22, adesso mi sfugge, ma noi poi poco dopo siamo ripartiti e siamo ripartiti con un termine internazionale che voleva essere solo a supporto di quella che è la realtà locale, quindi tutto l'import e l'export. E per 1 anno e mezzo, 2, è arrivata una nave MSC alla quale noi facevamo un servizio appunto di carico e scarico di queste merci che servivano la Sardegna. Da lì poi mio fratello Antonio si è inventato quest'altro business che è quello che oggi ci ha portato ad arrivare a 150.000 TEU movimentati l'anno scorso, che è un business molto particolare e molto diverso rispetto a quello che si fa normalmente, perché è proprio il business di far arrivare qui tutto quello, non solo che riguarda la Sardegna, ma anche che riguarda il Nord Africa, e fare questa operazione che noi chiamiamo l'ORO alla seconda, perché usiamo sia le navi LOLO, quelle full container che arrivano qui internazionali, che le nostre navi RORO nazionali invece che fanno quest'ultimo miglio da qui alla Tunisia o all'Algeria, permettendo ai grandi player mondiali di avere un servizio tailor made
tutto diverso, perché con queste navi c'è una possibilità di approdo, di imbarco e sbarco e di gestione della linea che passa dal mese che ci mettevano loro alla settimana che riusciamo ad avere noi. Questo segreto ha un termine che si chiama cassette ed è nato proprio per contrastare la concorrenza apertissima di Tirrenia e Grimaldi. Allora, le cassette sono un passo avanti nel nostro utilizzo del container. Noi siamo nati negli anni 60 col gruppo Tarros a Spezia come operatore door to door che faceva sia la parte di trasporto terra che la parte di trasporto marittimo. I contenitori venivano messi a secco. Chiaramente l'imbarco e sbarco del contenitore a secco è molto più lento rispetto che l'imbarco e sbarco degli semirimorchi che usava la concorrenza. Questa soluzione delle cassette permette di dare ai container la stessa velocità di imbarco e sbarco dei semirimorchi, anzi forse un po' meno. È una soluzione che non ci siamo inventati, che esisteva già nel nord Europa e che siamo andati a copiare e poi ci siamo fatti fare sulle nostre proprio disegnare ad hoc per quella che era la nostra realtà. È una soluzione ottima che nel Mediterraneo continuiamo a usare solo noi, ma anche perché siamo tra i pochi che usano i container per la parte nazionale e che indubbiamente ha dato innovazione e competitività. Sono oltre 36 milioni i fondi destinati al triennio 2024-2026. Si intensificano da Cagliari le linee internazionali verso Tunisia e Algeria. In crescita anche il personale diretto, che raggiunge un totale di 236 persone nel 2024, cioè il 40% in più rispetto all'anno precedente e oltre il 110% in più negli ultimi 5 anni rispetto ai 112 dipendenti del 2019. Un risultato raggiunto dal gruppo Grandi principalmente internalizzando le persone che prima operavano per mezzo di cooperative con un coinvolgimento graduale di tutte le sedi che proseguirà anche nei primi mesi del 2025, oltre che con l'assunzione dei marittimi sulla nave di proprietà del gruppo di logistica integrata. La crescita degli investimenti e l'aumento del personale hanno contribuito alla creazione di valore nell'esercizio appena concluso e confermano la volontà del gruppo Grandi di trasformare in risultati concreti i progetti di sviluppo portati avanti in questi anni dalle nuove società per la gestione armatoriale del gruppo, che nel 2024 è ritornato armatore diretto con l'acquisto della nave Grandi Futura. La previsione di fatturato consolidato per il 2024 è di circa 117,6 milioni di euro, più 20% rispetto al 2023. Innovazione, adattamento e sostenibilità sono le parole chiave dell'attività del gruppo che lo scorso anno ha impresso una forte accelerazione alle attività di diversificazione e internazionalizzazione del business. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde.
Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La CGIL conferma la bocciatura della riforma sanitaria varata dalla Giunta regionale e minaccia lo sciopero generale del comparto della salute. Ma andiamo per ordine, partendo dall'appuntamento nella sala Thun dell'ospedale microcitemico di Cagliari, a cui hanno partecipato i consiglieri regionali Camilla Soru del Partito Democratico, Francesco Agus dei Progressisti e Alice Aroni dell'UDC. Un nuovo appello al Consiglio regionale e della politica sarda. Non serve una nuova riforma, occorre affrontare tutti i parametri che oggi segnalano la grave carenza di personale, la mancata programmazione e il sottofinanziamento del sistema. La CGIL sarda conferma la bocciatura delle strategie messe in campo dall'assessore Armando Bartolazzi, ricordando che gli operatori sanitari sono allo stremo per le condizioni di lavoro insostenibili, spesso costretti a dimettersi e cercare lavoro fuori dalla Sardegna. In Consiglio regionale, nel frattempo, anche ieri sono continuate le audizioni in sesta commissione su una riforma della sanità che davvero sta riscuotendo pochi consensi anche nella maggioranza. Si conferma che la legge deve essere approvata in tempi rapidi, ma in molti osservano e sottolineano che è solo un passaggio per addivenire a quel ricambio dei vertici di ASL e aziende regionali che da mesi è il vero scopo dell'esecutivo. E questo è un percorso che preoccupa il sindacato, che ricorda che il testo concordato in maggioranza a fine anno, poi trasformato in emendamento al disegno di legge in piena estate, sia la fotocopia di quello che dovrà essere approvato dall'Assemblea consiliare per essere legge regionale. L'Assemblea della CGIL ha deciso che se non ci sarà un ripensamento sulla riforma sanitaria non ci sarà alternativa allo sciopero dell'intero comparto. Una brutta notizia per Alessandra Todde, perché arriva da una componente sindacale che sulla carta dovrebbe essere molto vicina alla Giunta e alla maggioranza in Consiglio. Nel corso dei lavori, nella riunione organizzata al microcitemico, si è ribadito che non serve potenziare l'azienda regionale della salute, le cui funzioni devono essere assolutamente restituite alle aziende sanitarie locali, e soprattutto che una nuova riforma non serve e che modificare ancora una volta i parametri delle aziende rischia di peggiorare l'attuale collasso del sistema sanitario isolano. Ed infine che il non affrontare le emergenze non risolve i problemi dei cittadini e delle cittadine che ogni giorno purtroppo si scontrano con un servizio sanitario inadeguato, al punto che il 13,7% dei sardi rinuncia alle cure. Mancano operatori sanitari, posti letto, medici di famiglia, pediatri. Si segnala soprattutto l'assenza di una rete territoriale che restituisca nei centri urbani, come in tutte le aree interne o più periferiche, l'accessibilità alle cure. Quello che abbiamo già fatto anche in Commissione Sanità rispetto alla nostra contrarietà a una nuova riforma che non serve, e non serve spiegare quella precedente perché l'abbiamo capita tutti, ma bisogna aggredire i problemi. Bisogna programmare nel breve termine e nel lungo termine il rilancio dei servizi, fare assunzioni e fare in modo che i servizi funzionino. Abbiamo deciso di indire qui un'assemblea perché questo ospedale è uno dei simboli di quello che è successo in questi anni, del depauperamento complessivo di tutti i servizi. Questo doveva essere un ospedale che rilanciava
quelli che sono i servizi per l'infanzia, per i bambini. E di fatto con tutti questi spostamenti avanti e indietro tra aziende non si è rilanciato il servizio. Di fatto è stato completamente depauperato. Quello che serve oggi sono interventi urgenti. I lavoratrici e i lavoratori qui dicono non si torna indietro, ma bisogna fare investimenti per rilanciare i servizi per tutti i cittadini, in particolare per i bambini. A essere uno snodo importante è la pediatria nel suo complesso. È importante ascoltare i lavoratori, soprattutto quelli che nel breve periodo dovranno mettere in campo le azioni contenute in un progetto di riforma. Ed è anche importante affiancare a quanto contenuto nella norma programmi certi, risorse certe e piani di investimento e di rilancio certi. Questo sarà l'impegno anche nei prossimi giorni. Abbiamo ritenuto, insieme alla funzione pubblica di Cagliari e regionale, di organizzare questo appuntamento con i lavoratori e gli operatori del microcitemico, che è al centro di un discutibile processo di riorganizzazione e di riassestamento delle strutture sanitarie di Cagliari e della Sardegna, e vogliamo cogliere questa occasione per fare il punto sulla emergenza sanità che continua a manifestarsi in tutta la sua gravità e che ha bisogno non di nuovi interventi di riforma generale che rischiano di far perdere tempo e di non risolvere i problemi strutturali che i cittadini devono affrontare, ma ha bisogno di interventi sulle emergenze principali, dalle liste d'attesa alle visite specialistiche, dal diritto alla salute e alla cura dei cittadini, che è sempre più messo in discussione. Non si tratta qui di fare ragionamenti generici su direttori generali, spostamenti, sostituzioni, si tratta di aggredire il tema del diritto alla salute e alla cura dei cittadini sardi, che non c'era prima e continua a non esserci adesso. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi,
Realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa volta siamo in chiusura di trasmissione. Esattamente una settimana fa, nella zona industriale di Elmas, si festeggiava un evento. La Special Car, 50 anni di attività, un lungo viaggio che vi ha portato dalla prima sede in via Rockefeller a un traguardo che oggi vi vede sulla soglia dei 200 dipendenti tra Cagliari, Sassari e Oristano. Un grande viaggio. Sì, è stato un viaggio, diciamo, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi forse decenni, è stato abbastanza impegnativo, però ci ha visto sempre uscire vincenti, sempre insomma, stando attenti a quelle che sono poi le esigenze del mercato, stando attenti a quelle che sono le esigenze dei nostri collaboratori, stando attenti a quello che è poi l'attenzione che dobbiamo offrire a tutti i nostri clienti. Gran parte dell'evento è stato dedicato a papà Gianni, che è scomparso nel periodo del Covid. Avete dedicato anche un libro, la presentazione di pagine che ripercorrono la sua storia di pilota. Sì, abbiamo voluto, allora diciamo che c'era un progetto con papà che era un progetto di fare un libro sulla storia di Special Car, sulla sua storia, perché papà è un uomo che comunque ha avuto una vita abbastanza intensa, ha fatto tanti lavori, ha avuto tante avventure, quindi positive e negative che fanno parte comunque della vita di un imprenditore, di un essere umano in generale. Quindi avevamo in programma di fare questo libro insieme, ci stavamo già lavorando, poi purtroppo è arrivato il Covid nel 2020 e i giornalisti che ci avevano proposto di fare questo libro, che sono dei giornalisti specializzati proprio in questo settore qua, i libri di impresa, non sono potuti venire, mio padre non è molto avvezzo ai computer, quindi non è riuscito a collegarsi, a fare, insomma. Quindi abbiamo lasciato perdere, vabbè, lo facciamo insomma, come si può di nuovo viaggiare, poi purtroppo papà nel 2021 ci ha lasciato e quindi noi abbiamo voluto, dopo insomma, un anno di assestamento, abbiamo deciso comunque di dedicare un libro a lui, ovviamente con dei racconti di persone che lo conoscevano, persone, noi, familiari, amici che hanno voluto raccontare la sua vita. Probabilmente non sarà lo stesso libro che avrebbe descritto lui, però comunque è un libro secondo me bello che racconta insomma la sua vita. Per te e per tuo fratello Gianmauro, quanto è stato difficile continuare sulla strada di vostro papà e ingrandire ancora di più l'azienda? Beh, difficile sicuramente, anche perché papà ha fatto, ripeto, come ho detto, tanti lavori, nel settore dell'auto ha avuto tanto successo, è stato bravo, quindi entrare in azienda da figli, poter dimostrare che comunque anche noi siamo all'altezza di poter gestire l'azienda. Devo intanto un ringraziamento ai miei genitori, mia madre e mio padre, che hanno creduto in noi e ci hanno dato anche la possibilità di crescere, perché molte volte ci sono degli imprenditori bravissimi che non danno la possibilità ai figli di crescere e quindi li tengono un po' tarpati, no? E finché poi i padri o i genitori in generale non possono più andare in azienda, loro non riescono a gestirla. In quel momento poi magari è troppo tardi perché i figli sono grandi, non hanno l'esperienza, invece noi abbiamo avuto un passaggio gestionale bellissimo, gestito molto bene, con molta intelligenza sia da mio padre che da mia madre, e questo ci ha permesso di crescere con loro a fianco, dandoci dei consigli e avendo la possibilità di gestire bene l'azienda. Oggi poi ovviamente l'azienda è cresciuta, negli ultimi 10 anni è cresciuta veramente tanto, abbiamo preso diversi marchi, sta crescendo il fatturato, sta ancora crescendo oggi. Perché il gruppo Special Car, che è sempre stato indirizzato nel suo percorso in tanti anni ai marchi premium, a un certo punto ha deciso apriamo le porte anche agli altri? Allora, è una bella domanda. Allora, noi abbiamo fatto questa scelta perché? Perché ci siamo resi conto negli anni che noi, gestendo anche delle grosse aziende, no? Che avevano dei parchi auto importanti, ovviamente riuscivamo a offrire dei servizi solo alle macchine o dei titolari, dei direttori generali o degli amministratori delegati, ma non riuscivamo a gestire tutta la flotta del cliente che invece ci chiedeva di poterla gestire noi. Quindi ci siamo guardati in faccia con Gianmauro e abbiamo detto cerchiamo un brand che possa comunque darci la possibilità di offrire delle macchine a dei prezzi giusti, che comunque sia un brand fatto bene, con 5 anni di garanzia, con tutta una serie di cose, di caratteristiche che un po' ci rappresentano e il
plus di questo brand siamo noi che offriamo lo stesso servizio che offriamo ai clienti alto spendenti e anche a chi spende meno, perché per me è importante offrire sempre lo stesso livello. Per noi i clienti sono tutti uguali, da chi spende molto a chi spende poco, da chi compra un ricambio a chi compra una macchina usata. Il servizio deve essere uguale per tutti. Nicola Vacca ci ha accompagnato nel nostro lungo viaggio di Panorama Sardo come esperto dell'automotive. C'è stato l'avvento dell'elettrico. Sì. E noi nelle nostre chiacchierate abbiamo sempre registrato il tuo scetticismo. No, più che scetticismo, diciamo, io sono scettico non sull'elettrico in quanto elettrico, ma su come è stata impostata la transizione verso l'elettrico. Cioè non si può obbligare un popolo, una nazione a cambiare le auto e andare sull'elettrico solo perché viene deciso per legge. Tu devi creare tutta una serie di infrastrutture, devi creare tutta una serie di possibilità che le persone hanno per sostituire le macchine e pian piano fare una transizione. Non puoi decidere dal 2030 non si possono più immatricolare queste macchine, si può comprare solo macchine elettriche, perché questo ovviamente capisci che se tu non strutturi un paese per poter fare questo, la gente poi si trova male, non ha possibilità di ricaricare, non ha possibilità di gestire queste macchine elettriche. E poi io sono del parere che a oggi, per come sono strutturate le macchine elettriche sono delle macchine per una percorrenza media, non per una percorrenza lunga, e quindi ovviamente il nostro paese, avendo una mobilità in auto molto importante, è ovvio che non è adatta alla mobilità elettrica come la conosciamo oggi. Ci sono dei progetti futuri che permetteranno delle ricariche molto più veloci, delle autonomie molto maggiori. Allora io non ho niente in contrario, l'elettrico è bello da guidare, sono delle macchine silenziose, però le transizioni vanno fatte con i dovuti tempi. Il fenomeno dell'auto a noleggio è crescente, oggi sostiene il mercato. Sì, anche se ha avuto una leggera flessione, però sì, diciamo che il settore noleggio oggi copre più o meno il 30% del mercato, che comunque è abbastanza, è cresciuto negli anni, oggi si è un po' stabilizzato. È un'opportunità di utilizzo della macchina in maniera differente dall'acquisto, dal leasing o dal finanziamento. Ovviamente io dico sempre, la differenza la deve fare chi vende la macchina, noi non dobbiamo essere venditori, noi dobbiamo essere dei consulenti per i clienti e spiegare al cliente qual è la soluzione migliore per gestire la macchina. Cioè non tutti possono andare sulla macchina a noleggio, non tutti sulla macchina in leasing, non tutti sulla macchina. Dobbiamo cucire addosso al cliente quella che è la sua necessità in termini di mobilità, quindi il tipo di macchina, quindi elettrica, ibrida piuttosto che diesel o benzina, e anche il modalità di pagamento. Ognuno ha necessità diverse e quindi bisogna saper fare. Le mode a me non sono mai piaciute, non va bene per tutti il noleggio, ci sono dei clienti che va bene e altri no. Il cronista ha fatto questa domanda perché ormai tutta la promozione sul mercato a livello televisivo parte dal fatto che puoi avere una macchina a 150 euro al mese, a 250 euro al mese. Questo è il lancio dell'auto su tutti i canali. Sì, allora ovviamente insomma, è palese che comunque il settore dell'auto ha registrato degli aumenti di prezzo importanti nell'ultimo decennio e quindi ovviamente non puoi andare a pubblicizzare il prezzo della macchina ma pubblicizzare la rata. La rata però è ottenuta da che cosa? Da un anticipo alto, le case quasi tutte dicono sì ma c'è un usato, quindi verso l'usato do l'anticipo alto e poi pago una rata bassa, poi con un riscatto alto. Quindi dipende un po' come viene formato questa rata, no? Quella ovviamente è un advertising che le case fanno per attirare il cliente, dopodiché deve essere bravo il concessionario a suggerire quello che è la formula di pagamento migliore anziché dare quel tipo di formula di pagamento che uno vede lì, anche perché poi non dimentichiamoci che le formule che tu vedi in advertising sono comunque delle formule fatte su macchine base, non su macchine accessoriate, quindi poi il cliente magari vuole il motore diverso e gli accessori diversi e quella rata lì non riesci più a ottenerla. Siamo in chiusura di trasmissione, stanno partendo i titoli di coda. 2 settimane fa, chiacchierando con il tuo amico Antonio Rione, mi parlava di questo accordo BMW Toyota che sta facendo clamore sull'idrogeno. Sì. Un accordo che dovrebbe dare una svolta al futuro. Ma noi ci auguriamo intanto che la comunità europea permetta alle case automobilistiche di sviluppare delle tecnologie diverse da quelle che sono l'elettrico, no? Cioè, come ho detto prima, non dovrebbe esistere una sola
possibilità di viaggiare, quindi solo l'elettrico. Ci devono essere molteplici possibilità e le case automobilistiche devono essere brave a trovare delle soluzioni affinché la macchina inquini poco, consumi poco e abbia il massimo rendimento. Quindi ci saranno sicuramente le nuove tecnologie. Io spero che questo accordo adesso che faranno con la von der Leyen sia quello di sviluppare delle nuove tecnologie e non fissarsi solo sull'elettrico, anche perché l'elettrico, non dimentichiamolo, è nato più che altro in Cina, il massimo della tecnologia ce l'abbiamo in Cina, quindi ci stiamo portando una tecnologia da fuori pagandola, quando potremo invece sviluppare delle tecnologie noi magari a un prezzo molto più basso e comunque dando delle soluzioni migliori ai clienti. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.